Ben ritrovati dalla redazione. Un 52enne è stato colto da un infarto mentre stava percorrendo il raccordo autostradale a bordo di un furgone. La persona, un cittadino straniero, è deceduta a bordo del mezzo nonostante gli incessanti tentativi di rianimazione eseguiti dal personale medico e infermieristico dell'automedica e dell'ambulanza del 118. Il veicolo stava viaggiando in direzione di Trieste, l'uomo ha avuto un malore mentre il furgone si trovava nel tratto compreso fra Sgonico e Prosecco. Poco prima era proprio lui al volante, ma rendendosi conto di stare male ha chiesto all'amico di mettersi alla guida. Dopo qualche minuto le condizioni del 52enne sono peggiorate progressivamente, tanto che il passeggero ha dovuto accostare e allertare i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Nella mattinata di ieri a Trieste 4 individui incappucciati armati di taser hanno fatto irruzione all'interno del liceo Carducci Dante nella sede di via Rismondo 8 a Trieste. Secondo testimonianze, i 4 avrebbero minacciato una studentessa con lo stollitore elettrico, poi hanno tentato di entrare nelle classi, il gruppo è quindi fuggito facendo perdere le tracce. La prima commissione regionale ha approvato il finanziamento da 277 milioni di euro annunciato il 16 settembre. Secondo l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, prevede risorse significative per andare incontro alle esigenze di liquidità delle imprese, di sicurezza per il sistema scolastico regionale e di miglioramento della rete stradale e della viabilità, risorse ottenute da conguagli statali. Pallacanestro, inizio di campionato per la Pallacanestro Trieste, un match incredibile con Trapani che ha fatto il bello e il cattivo tempo per 35 minuti dominando una sfida che poi nei minuti finali, sulla veemente reazione dei padroni di casa, ha incredibilmente rischiato di perdere. Il match si è chiuso 87-91 per Trapani, ma la reazione regala comunque spunti su cui lavorare proprio per la squadra triestina. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi nella prima metà della giornata piogge in genere da moderate ad abbondanti, intense tra Isontino, fascia lagunare, Carso e Trieste, quota neve a 1300-1600 metri ad ovest, 1000-1300 metri circa a est. Nelle prime ore del mattino la bora che entrerà bruscamente determinando raffiche forti sulla costa e sulla fascia orientale, specie a Trieste. Non si escludono mareggiate tra Grado e Lignano. Nel pomeriggio deciso miglioramento con schiarite diffuse, cessazione delle precipitazioni e vento in progressiva attenuazione. Temperature minime in pianura fra 6 e 9 gradi, sulla costa fra 10 e 13, massime ovunque fra 15 e 17 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.